Ciao a tutti, sono Alessandro Furlan, un cantautore e chitarrista di Anzano di Cappellamaggiore. Se fossi nella mia mente ti perderesti come si perdono i miei pensieri. Nei miei pezzi parlo di me, cioè parlo di quello che provo, di quello che vivo, delle sensazioni che ho, delle mie emozioni, di come un po' vedo quello che mi succede, del mondo che ho attorno, delle persone che ho attorno, e poi ovviamente in questo primo pezzo magari si vede un lato di me, una mia sfaccettatura che forse è un po' più riflessiva e un po' più magari profonda e malinconica, però ovviamente non sono solo questo, anzi, e potrete sentirlo sicuramente nelle prossime canzoni, perché comunque sì, cerco sempre di tirare fuori i vari lati di me, e quindi spero che comunque le persone possano capirmi in primis e possano anche rivedersi in alcune cose che dico, o magari gli possa piacere il tipo di musica che faccio, quindi questo. La mia anima non deve uscire presto, questo viaggio fermo. Ho iniziato a prendere le prime lezioni di chitarra che ero molto piccolo, e con il tempo ho fatto chitarra classica, poi acustica, poi mi sono buttato sull'elettrica e quindi mi sono avvicinato ancora di più magari a un genere un po' più rock classico, mi sono appassionato del discorso degli assoli eccetera, e questa cosa qui mi ha influenzato ulteriormente. Ho suonato con le prime band, prima cover ovviamente, e con il tempo, un po' per caso, un po' per bisogno, ho iniziato a scrivere le prime cose. Allora, innanzitutto ho anche fatto il cambio di vocalità, quindi attorno ai 16-17 anni ho iniziato a prendere lezioni di canto. E una cosa tira l'altra, quindi un po' per anche bisogno mio personale e un po' per provare così, ho provato a scrivere i primi testi. All'inizio era un po' difficile perché comunque inizialmente sono più pensieri e quindi poi metterli in musica è un altro paio di maniche, cioè nel senso non è facilissimo, e da lì però ho continuato e sono riuscito poi a iniziare un progetto più serio. Ho conosciuto un produttore di Milano e ho anche iniziato a suonare altri strumenti, perché poi ho imparato a suonare il basso, ora il pianoforte, e quindi comunque sono andato a incidere i primi pezzi, e quello che è appena uscito e andate a sentirlo ovviamente, e è anche il primo vero e proprio pezzo che sono riuscito a chiudere, quindi ci tenevo a farlo uscire per primo proprio anche per coerenza per coerenza. Come morire in fondo, scappa, scappa, è meglio scappare, scappare dalla mia testa. L'esperienza che ho fatto Amici sicuramente mi ha formato, è un mondo, perché è un mondo, è un programma davvero che ti mette alla prova, che ti insegna tanto e mi ha anche un po' aperto gli occhi su tante cose, nel senso che comunque quando mi sono iscritto ho provato un po' così perché avevo scritto le mie prime canzoni, quindi sono sceso con la mia chitarra acustica e non avevo né basi né produzioni né niente, e da lì ho capito che comunque se magari dal punto di vista di quello che ho studiato, quindi degli strumenti che ho studiato, del canto eccetera, potevo essere già un po' più pronto, mi mancava sicuramente tutta la parte legata al pezzo vero e proprio, quindi a come mettere giù bene un pezzo, alla struttura da dargli, alle atmosfere da dargli, quindi un insieme di cose che ho imparato da quel momento in poi. Infatti lì è stata proprio la spinta più forte verso la musica
vera e propria, quindi musica vera e propria intendo andare in studio di registrazione, incidere, registrare le parti, e quindi, come ho detto prima, appunto ho avuto la fortuna di conoscere questo ragazzo che è il mio produttore, con cui ho creato anche un forte legame. E ci siamo mossi in varie direzioni. Abbiamo voluto anche provare un po' a sperimentare, quindi a non rimanere radicati in un unico genere, e anche poi come tematiche nei pezzi ho cercato di variare. Per quanto riguarda i progetti futuri, vi dico che uscirà un EP, ma non voglio spoilerarvi troppo. Quindi seguitemi, mi trovate su tutte le piattaforme digitali e su Instagram, Alessandro Furlan. E niente, basta, ho parlato anche troppo, quindi